e la mentalità. Appunto, però a pensarci bene, queste qua sono le stesse armi che dovremmo sconfiggere per fermare questa guerra. Perché spesso alla base di questi problemi, diciamo, c'è proprio un'errata mentalità. E l'educazione e la mentalità vengono costantemente minate da qualcosa che troppo spesso ci passa sotto gli occhi, a cui magari diamo poca importanza, di cui oggi ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora negli interventi che mi seguiranno. E questi sono gli stereotipi. E quindi ricollegandoci un po' ai dati che ho citato prima, molti di noi magari pensano di essere, come dire, estranei, attori non protagonisti di questa guerra, perché pochi di noi magari fortunatamente hanno commesso un femminicidio o una violenza sessuale. Però probabilmente invece a molti di noi sarà sicuramente capitato di avere fatto o assistito a qualche battuta che in effetti di battuta aveva ben poco. Oppure ad atteggiamenti, spesso questo purtroppo capita anche nei luoghi di lavoro, diciamo poco galanti e che magari si sono conclusi con degli imbarazzanti sorrisi di circostanza da parte di chi ha subito quell'azione e magari anche da parte nostra. Perché noi magari non ci pensiamo, ma a volte queste che sembrano semplici battute, moltiplicate poi in gran numero e in tutti i luoghi, rischiano di trasformarsi appunto in degli stereotipi, che a loro volta moltiplicati diventano un modo di pensare, si trasformano poi in una mentalità e quindi finiscono per indurre molte persone a pensare che una donna in fondo uno stupro se lo sia in qualche modo anche cercato, perché magari ha indossato una gonna un po' corta, perché ha bevuto un po' più del dovuto, o semplicemente perché ha chiesto un passaggio per entrare a casa. Quindi potrebbe venir fuori che a un certo punto forse non siamo neanche così tanto estranei a questa guerra. E quindi io penso che ci sia nulla di demagogico, di retorico se noi iniziassimo, anche in occasioni come queste, a scusarci con le donne, perché a volte facciamo, invece a volte non facciamo alcune e questa cosa prima la capiamo e meglio è. Perché finché noi continueremo a non prendere una posizione o a intervenire, oppure ad assecondare alcuni atteggiamenti, le cose difficilmente cambieranno e nessuno di noi quindi potrà dichiararsi innocente di fronte a questa guerra, ma anzi continueremo in qualche modo a essere complici. Grazie. Buonasera a tutti. Bene, oggi ci troviamo qui, nella piazza della tolleranza e dell'inclusione sociale, a parlare e riflettere sulla violenza di genere. Abbiamo deciso di organizzarla oggi, anche se a settembre, e non di aspettare magari il 25 di novembre, che è proprio il giorno in cui si commemora la violenza sulle donne, perché ogni giorno può essere quello giusto per portare attenzione su questa tematica. La violenza di genere è una violenza che può coinvolgere ogni donna. La violenza è trasversale, può colpire qualsiasi donna senza distinzione di età, di genere, di religione, di lingua, di qualsiasi strato sociale, economico o culturale. Così come anche gli uomini che maltrattano non hanno un profilo specifico. Troppo spesso sentiamo il telegiornale, un giorno sì, un giorno no, parlare di femminicidio. E se ci pensate questo è proprio il culmine della violenza, la sua forma sicuramente più estrema. Però la violenza non è solo quello, non è solo l'aggressione fisica, ma sono anche le vessazioni psicologiche, i ricatti economici, le minacce, le violenze sessuali, esecuzioni compiute da un uomo contro una donna semplicemente perché è una donna. Questa sera abbiamo sentito il monologo che ha interpretato Cinzia. Sono solo parole. Bellissimo, fa veramente riflettere. Perché questo è un monologo che ci ricorda che nella battaglia contro la violenza sulle donne anche le parole hanno il loro peso.
e ci fa capire quanto possa essere maschilista l'uso della lingua italiana e come nasconde in sé il germe del maschilismo. Abbiamo parlato anche di stereotipi, ne abbiamo parlato un po' tutti. Quanti ne conosciamo? Tutti, tutti li conosciamo. Ne conosciamo tantissimi. Quante con convinzioni o rappresentazioni attribuite specificatamente ai generi maschili e femminili ci vengono inculcate fin da piccoli. Un esempio? Se andiamo al compleanno di una bambina, che gli regaliamo? Gli regaliamo il servizietto o da cucina, piattini, posate. Perché? Perché sa già che quando sarà grande quello dovrà fare, no? Quanti di noi sono ancora fortemente a quelli che possiamo definire dei copioni culturali, tramandati e accettati a livello sociale? Sicuramente la maggior parte di noi. Siamo tanto convinti magari di essere emancipati, razionalmente pensiamo che comunque sia certi stereotipi, li abbiamo superati, proviamo a rinnegarli. Eppure anche quelli più convinti sono sicura che in un angolino della loro testa almeno una volta gli sia capitato, magari dopo aver sentito la storia su una donna, di aver pensato: vabbè, però se l'è cercata. E certo, magari che se si veste così, eh. Donna al volante, pericolo costante. Penso di averla sentita 50.000 volte, sembra quasi che noi donne, non lo so per quale motivo, non siamo capaci di guidare un'automobile. Non è riuscita a mettere su famiglia. Come se una donna che decide magari di investire sul lavoro o magari di non voler diventare mamma per sua scelta, stesse fallendo proprio nel suo ruolo di donna. Perché cresciamo con cui ci inculcano dentro la testa che ti sposerai e avrai dei bambini. Sembra quasi che quello sia l'obiettivo di tutta la vita. Dopo di quello, boh, il nulla. Siamo arrivati praticamente. Gli stereotipi sono tantissimi. Passiamo da quelli sulle scelte di vita a quelli sul lavoro e ricordiamoci che sono proprio quelli a generare la violenza sulle donne. Proprio per questo è fondamentale educare i nostri bambini al rispetto. Diamo loro la possibilità di sperimentare modalità di relazione basate su criteri di libertà e responsabilità, prive di stereotipi o di ruoli definiti, e costruire una società veramente basata sull'uguaglianza di genere, inclusiva e non violenta. Grazie. Buonasera a tutti. Allora a me tocca il difficilissimo ruolo di concludere questa serata che, dico subito, che non si concluderà col mio intervento, perché poi ci sarà un'altra esibizione, però per me è molto difficile perché di fronte a tutti questi interventi di ampio spessore, di altissimo spessore, entrare nell'argomento è sicuramente molto, molto complicato. Mi unisco ai saluti che uno Andrea ha citato e i ringraziamenti. E dico un po' come è nata questa serata. Andrea, come Francesca, poi vorremmo fare una serata di approfondimento su un tema che è attualissimo e lo vorremmo fare nella piazza della tolleranza e dell'inclusione sociale. Quale miglior posto di questa piazza? Questa piazza che nasce da, diciamo così, un evidente segnale di degrado, in questo caso un degrado giovanile, e quindi questo è un po' un segno di una rinascita. Attraverso in che modo? Facendo
dando dei segnali, mandando dei messaggi, facendo delle serate di approfondimento che magari per molti sono un po' angoscianti, sono un po' noiose, sicuramente non son famose per il culinario o per la sagra o per il nazional popolare. È qualcosa di diverso, è una serata di approfondimento, così come ne faremo tante altre, così come credo che ci sia tanta necessità. Sicuramente noi parliamo della nostra comunità, ma secondo me è una necessità diffusa, quella di infondere una cultura che, se oggi ci troviamo qua, evidentemente c'è qualche cosa che non va. Ci sono evidenti buchi, mancanze all'interno della società che richiedono serate di questo tipo. E io dico ad Andrea, come dico a Francesco, come dico a tutto il gruppo che oggi ha collaborato, e siete stati veramente bravi perché avete, come al solito, avete dato il vostro meglio e questo è il risultato. Io dico che noi dobbiamo proprio far cambiare idea. Noi dobbiamo diffondere la cultura, dobbiamo fare in modo che sia contagioso, dobbiamo far sì che nelle piazze si parli di un problema che si parla sempre meno, che è la droga. La droga è presente in questa società in maniera pesante. E vedete, guarda, dobbiamo parlare di disagio giovanile, dobbiamo parlare dell'abuso di alcol, del gioco. Tutti elementi che sono presenti in ogni angolo della nostra società. E chi non li vede vuol dire che non li vuole vedere. Perché se ogni giorno ci troviamo a parlare nell'amministrazione, ma anche è raro il giorno in cui non se ne parla, all'interno della società si parla di vandalismo, dei ragazzi che sono annoiati, di un utilizzo sempre più precoce di ogni tipo di sostanza. Vedete, allora un interrogativo ce lo dobbiamo fare. Vuol dire che poi non siamo così attenti come pensiamo di esserlo. E quindi mi ha fatto molto ragionare quello che diceva Gemma, come al solito. Mi dai degli input veramente, degli spunti di riflessione molto, molto importanti. Quando uno dice no, ma è lontano dalla nostra società, si va a negare indirettamente quello che in qualche modo tutti sappiamo che in maniera strisciante è presente. È presente in una frase, è presente in un modo di ragionare. Da più parti ho sentito dire, e lì cioè veramente sembrava la rappresentazione della realtà, che le donne stesse, magari in un momento conviviale, nel lasciarsi andare a una battuta, in qualche modo ammiccano o sembra che siano, come dire, condividano un pensiero che in quel momento va a denigrare, a massacrare psicologicamente un'immagine. E allora io voglio concludere con un semplice auspicio. Io ritengo che di serate come queste, noiose, di serate come queste angoscianti, che magari ci fanno anche piangere, ci fanno tornare a casa con tanti pensieri che magari non sono quelli di bellissimi, per carità, perché piacciono a tutti, di una sagra, di un concerto che riempie le piazze con tanta facilità. Io ritengo che di queste serate noi dobbiamo essere affamati. Abbiamo necessità di farne tante altre di serate di questo tipo. E la prossima che vorrei fare, anche in collaborazione con la scuola, il mondo della chiesa, che in qualche modo si occupano di giovani, è una serata dedicata all'utilizzo della droga in questo paese. E non ho nessuna paura di dirlo a voce alta. Vogliamo farlo una serata sempre di questo tipo, anche e soprattutto con l'ausilio delle forze dell'ordine, forse quelle che hanno i gradi più alti, perché forse di questo paese in qualche modo, e non sto puntando il dito contro nessuno, però forse in qualche modo in questo paese ce ne siamo proprio dimenticati. E forse è il momento di parlarne in maniera centrale, in maniera prepotente, perché diversamente arriveremo a un punto di non ritorno. Perché mi chiedo cosa succederà tra 10 anni,
quando subiremo gli esiti devastanti di tutta questa spensieratezza, se così vogliamo parlare, di spensieratezza o di irresponsabilità. Forse il termine più esatto è questo. Grazie a tutti per la bella serata. Se domani non rispondo alle tue chiamate, mamma, se non ti dico che vengo a cena, se domani il taxi non appare, forse sono avvolta nelle lenzuola di un hotel, su una strada o in una borsa nera. Rossella, Sharon, Manuela, Francesca. Forse sono in una valigia o mi sono persa sulla spiaggia. Annalisa, Giulia. Non avere paura, mamma, se vedi che sono stata pugnalata. Anna. Non gridare quando vedi che mi hanno trascinata. Alessandra. Mamma, non piangere se scopri che mi hanno impalata. Lucia. Ti diranno che sono stata io, che non ho urlato, che erano i miei vestiti, l'alcol nel sangue. Ti diranno che era giusto, che ero da sola, che il mio ex psicopatico avesse le sue ragioni, che ero infedele, che ero una puttana. Ti diranno che ho vissuto, mamma, che ho osato volare in alto, molto in alto, in un mondo senza aria. Lo giuro, mamma, sono morta combattendo. Lo giuro, mia cara mamma, ho urlato forte, così forte che volavo alto. Ti ricorderai di me, mamma. Saprai che sono stata io a rovinarlo, quando avrai di fronte tutti quelli che urleranno il tuo nome. Perché lo so, mamma, non ti fermerai. Ma quello che vuoi di più, non negarlo alle mie sorelle, non rinchiudere le mie cugine, non privare le tue nipoti. Non è colpa tua, mamma. Non è stata nemmeno colpa mia. Sono loro, saranno sempre loro. Combatti per le loro ali, mamma. Quelle ali che mi hanno tagliato. Combatti per loro. Che possano essere liberi di volare più in alto di me. Combatti per urlare più forte di me. Possano vivere senza paura, mamma, proprio come ho vissuto io. Non piangere le mie ceneri, mamma. Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima.
cielo, los cielos, las calles, que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla